Bentrovati, puntata speciale oggi perché parleremo di Sant'Agata e lo faremo con Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, al quale diamo il benvenuto. Do anche il benvenuto a Don Salvo Bucolo. Chiaramente queste nostre trasmissioni, come sapete, le stiamo dedicando ai giovani e quindi chi meglio di Sant'Agata può dire qualcosa ai giovani. E abbiamo intitolato questa trasmissione Sui passi di Sant'Agata, i giovani diventano cristiani. Ben trovato Eccellenza, grazie per questo, a voi e grazie dell'invito. Questa sua presenza qui preziosissima in studio. Sant'Agata, una giovane che parla ai giovani, ma chiaramente in epoche totalmente diverse. Sant'Agata erano, come dire, società diverse, ma cosa può dire ai giovani di oggi? Erano società diverse, ma possiamo dire erano anche ambienti nei quali non era facile essere cristiani, né all'epoca perché non c'era libertà religiosa, si era perseguitati, né oggi perché la cultura che circonda i giovani è quella della cosiddetta società post-cristiana, nella quale determinati valori sono presenti solo in alcuni ambiti e quindi il cristiano è chiamato a fare una scelta. Io ho sempre presente una frase di un autore più o meno coevo di Sant'Agata, Tertulliano, il quale diceva cristiani non si nasce, si diventa. Si diventa non solo perché si viene battezzati, ma perché nelle varie fasi della vita ci si appropria di anzitutto una fede, una fiducia in Dio e poi di uno stile di vita che si manifesta nelle scelte quotidiane. E io credo che Sant'Agata a Catania in modo particolare abbia sui giovani un fascino particolare, che è quello della santa patrona, è quella che è dell'identità della città, ma anche qualcosa di più, che entra nel profondo e fa maturare le persone nel tempo. Per cui quando diventano adulte dicono: io fin da piccolo, fin da giovane ho avuto questo legame con Sant'Agata. Era difficile ai tempi sicuramente essere dei cristiani perché c'erano le persecuzioni, lo sappiamo, ma anche adesso, nei giorni nostri, non è così facile proclamare i valori del Vangelo e soprattutto testimoniarli, perché si è totalmente in controcorrente. Certo. Potremmo definire la società contemporanea in tanti modi, è quello che respiriamo, post-cristiana, post tanti valori, anche il modo di vivere le relazioni. Oggi vediamo che non cerca ad esempio una stabilità di vita e le relazioni sono le cose più importanti della nostra vita. La stima di se stessi che porta poi a fare delle scelte. Sono tanti elementi che all'interno della persona e attorno ad essa non portano, ecco, a vivere al meglio la propria vita. Se penso ad un episodio di alcune settimane fa nel quale alcuni ragazzi si sono avventati contro un loro coetaneo al centro di Catania, uno purtroppo dei tanti episodi che accadono in Italia, mi rendo conto, ecco, che ad esempio la violenza e la cultura della violenza è entrata nella vita quotidiana e questo non è cristiano, è quello che hanno fatto a Sant'Agata la violenza, non quello che Sant'Agata è stata. E allora è molto difficile, però nel buio qualcuno ha detto le stelle brillano di più. Per questo il buon esempio di Agata, i buoni esempi di tante persone che decidono di andare controcorrente, santi giovani, ma anche santi della porta accanto, tanti giovani che scelgono i valori, oggi ci sono e penso che costituiscano una speranza per tutti. Eccellenza, vogliamo farle vedere un piccolo filmato che è stato realizzato da alcuni ragazzi che ci seguono, ci supportano e che amano questa nostra trasmissione. Bene. Prego. C'è un'amicizia che attraversa i secoli. È quella tra Agata e i giovani di questa città, uniti dallo stesso desiderio di luce. Agata non è un ricordo del passato, ma un'amica per il presente. Un'amica che ci insegna il coraggio di dire sì a Cristo, vivendo una fede che è libertà e testimonianza. Come può la Chiesa accompagnare i giovani a una fede autentica, che non credono ma che hanno bisogno del senso della vita, che vogliono riscoprire il vero valore della vita? La Chiesa in questa non è sola, ma è Chiesa che ha molti volti, perché
La prima chiesa è quella domestica, la famiglia, quindi gli adulti, i genitori, che all'interno del loro nucleo familiare trasmettono una fede, trasmettono dei valori. Se questo non avviene in famiglia è molto difficile che poi, certo la grazia di Dio si può servire di tutto, accada facilmente dopo. Poi la Chiesa, che sono le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti, che danno il senso della comunità e accompagnano. Ma poi c'è il grande monto della pietà popolare, che il nostro Sud in particolare, in modo ancora più particolare Catania, ha. Aver dato attenzione ai cosiddetti giovani devoti, che sono un gruppo di ragazzi, ma ai tanti giovani che si avvicinano a Sant'Agata, costituisce per noi un modo per prenderci cura di loro. Ormai da alcuni anni, l'ultimo sabato di gennaio è dedicato ad una preghiera con i giovani di tutta la diocesi, una piccola giornata della gioventù attorno a Sant'Agata, in modo tale, ecco, che sentano che il rapporto non è semplicemente personale, è qualcosa di popolo, è un momento ecclesiale. I modi per prenderci cura sono questi, ma non voglio dimenticare che non basta radunare, bisogna far passare i messaggi giusti, e il messaggio giusto è quello anzitutto dell'autenticità evangelica, non semplicemente del cittadini devoti tutti con il sacco e senza sacco, ma cristiani autentici che testimoniano nella vita quotidiana. Credo che due grandi sfide oggi interpellino i giovani, perché portano a dei valori che sono controcorrente. La verginità. Sant'Agata è una donna che ad un certo punto ha scelto di dedicarsi al Signore, e quest'epoca, ma per carità anche altri, hanno svalutato tantissimo questo valore di un amore totale, di un amore integro, dato o al Signore nella verginità consacrato, o un amore che costruisce una relazione nel matrimonio. E poi la testimonianza quotidiana, che per noi significa scelte di valori che sono la legalità, che sono la partecipazione, che sono la costruzione di un mondo fatto di giustizia, ma soprattutto di pace, nei confronti di una cultura invece che inneggia alla violenza, da coloro che trasmettono determinati disvalori con le musiche dei neomelodici, a quelli che armano in una maniera quasi quotidiana la vita dei nostri ragazzi. Don Salvo, Sua Eccellenza ha citato le famiglie, tu sei direttore della Pastorale delle Famiglie. Quali sono le fragilità, le urgenze che vivono in questa nostra epoca le famiglie? Allora, il grande problema di oggi è la fragilità del loro legame coniugale. Cioè, con grande facilità questo legame si spezza, perché tante volte l'amore viene vissuto come una sorta di rispondere ai miei bisogni, ai miei desideri, alle mie attese. Non si ha una prospettiva di amore, di donazione all'altro. Chiaramente questo fragile rapporto di amore tra papà e mamma, tra i genitori, vuoi non vuoi, va a toccare le nuove generazioni. E come diceva Sua Eccellenza, parlava della verginità, ma nella verginità c'è il mistero vero dell'amore, ed è questo mistero dell'amore che i ragazzi hanno bisogno, perché l'amore non lo si insegna solo con le catechesi, con le parole, riflessioni, meditazioni, che sono importanti, ma l'amore lo si vede con gli occhi, lo si vede con la testimonianza. Per cui sono pienamente convinto come la Chiesa domestica ha un ruolo fondamentale, ma perché le chiese domestiche siano realmente chiese domestiche bisogna fare un lavoro previo di formazione delle famiglie, di accompagnamento ai giovani, soprattutto i nubenti o i fidanzati, che si preparano a fare questo grande passo. E io vedo anche la profezia di questo anno giubilare agatino, perché è vero, come Agata si trovava in una cultura non cristiana, quindi pagana, anche oggi ci troviamo di fatto una cultura non cristiana, ma Agata ce ne mostra la possibilità. Quindi non vedo solo un modello, un ideale, un esempio, ma Agata ci mostra come è possibile essere fedeli.
è possibile da considerare che Agata era giovane, era una giovinetta, non era chissà quale grande forza, ma la forza gli veniva dalla fede. Quindi notiamo come la forza della fede in Cristo rende capace tutti, come Sant'Agata, anche i giovani, a fare scelte radicali, per cui questo anno giubilare agatino diventa una testimonianza straordinaria per mostrare la concretezza di una santa catanese, di una santa delle nostre parti, che ci mostra come il Vangelo è una realtà concreta ma importante e fondamentale per l'esistenza umana. Ecco, Eccellenza, Sant'Agata, simbolo di fede, testimone di fede, credibile, ma anche di coraggio, di libertà. Sono questi anche i valori che possono... E sono forse i valori che colpiscono di più i giovani d'oggi, ma non solo i giovani, anche le persone mature, soprattutto le donne, si identificano molto con questi aspetti della vita di Sant'Agata. Questo a fronte di una mentalità maschilista che porta ai femminicidi o ad una grande immaturità dell'uomo, del partner che non riesce ad accettare le scelte di una donna che a ragione e a torto ha bisogno di autodeterminarsi anche nella vita coniugale, nella vita affettiva. Ecco, Sant'Agata oggi viene vista soprattutto come colei che riesce a dire un no al quinziano, che non è semplicemente colui che la perseguita in quanto cristiana, ma il maschio, l'uomo che si avventa contro una donna, contro la sua femminilità. I seni sono il segno più grande, possiamo dire, di una femminilità, di una maternità, e nella Passio questo è ricordato. Le donne sono sensibili a questo. Io penso che questo momento storico ci permetta di guardare a Sant'Agata forse in una maniera inedita rispetto ad un secolo fa, a questo aspetto della sua vita, che edifica nel bene. Certo non è il centro, non è l'essenziale, ma è qualcosa ugualmente di importante. I santi ci hanno sempre qualcosa di nuovo da dirci. Sì, sono sempre attuali, perché attuale è la fede in Dio e i valori cristiani, però c'è il rischio che a volte si possa scivolare nel renderla un po' troppo donna di questo tempo, per cui come dire, il suo martirio venga banalmente, viene questo termine che magari è sbagliato, però liquidato come un semplice femminicidio. No, quello di Sant'Agata non è un femminicidio. Ai suoi tempi venivano martirizzati più uomini forse che donne, in tutti gli ambiti della vita, compreso i militari, pensiamo a San Sebastiano. Però oggi si rimane colpiti perlomeno da Agata, e vedo anche per certi aspetti anche per Lucia. Dobbiamo tenere dei distinguo. Il femminicidio è un fenomeno di oggi, anche l'espressione. Il martirio è un fenomeno purtroppo di ogni epoca, che acquista poi delle tonalità particolari. Chi volesse parlare solo di femminicidio per Sant'Agata la terrebbe fuori dal suo contesto storico. Eh sì, e dobbiamo ricordare che i martiri purtroppo ci sono ancora adesso. Certo, quest'anno 17 martiri, un numero, l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, 17 martiri in tutto il mondo cristiani, e ogni anno la giornata del 24 marzo è dedicata ai missionari martiri, che non sono solo dei sacerdoti ma anche dei laici, delle religiose, che per la fede in molti paesi del mondo perdono la loro vita. O lottano per la giustizia in nome di Cristo, soprattutto accanto ai poveri, o semplicemente sono discriminati perché hanno un credo diverso dalla maggioranza della popolazione. Bene, andiamo per qualche secondo in pubblicità, ci ritroviamo qui tra pochissimo, continueremo a parlare di Sant'Agata, dei giovani, e con Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Catania, Luigi Renna. A tra poco. Eccoci, stiamo parlando della festa di Sant'Agata più che altro, e i giovani diventano cristiani sui passi di Sant'Agata. Giovani che quindi hanno come modello, come riferimento questa martire catanese, ma la festa, ecco, come può
essere vissuta in maniera diversa. Quest'anno che ricorrono i 900 anni alla traslazione delle reliquie di Sant'Agata, quindi siamo nell'anno giubilare agatino, quindi sono mesi preziosi per chi ha fede in Dio, per chi ha questa forte devozione a Sant'Agata. Possiamo dire che durante i giorni della festa la gente, il popolo di Dio va da Sant'Agata. Quest'anno, per tutto il resto dell'anno agatino, Sant'Agata va a incontrare la gente nei territori di tutta la diocesi, fino a Maniace, l'ultimo paese, ecco, della nostra arcidiocesi di Catania, ultimo per distanza, non per vicinanza al cuore di tutti. E poi, ecco, i vari ambienti di vita. Il velo di Sant'Agata, le reliquie raggiungono anche le scuole, non dimentichiamolo, sia nel periodo di preparazione alla festa sia dopo. Si è voluto da sempre questa attenzione proprio per avvicinarla alle nuove generazioni, e quest'anno nei giorni 9, 10 e 11 febbraio avremo 3 giorni dedicati semplicemente ai ragazzi e ai giovani. Potranno venerare da vicino il busto reliquiario e affacciarsi alla camaretta, al sacello che conserva le sue reliquie. Sono dei giorni che si è voluti soprattutto per loro, perché pensiamo che debbano avvicinarsi alla verità di questo culto, che è dato alla presenza appunto delle reliquie, al luogo dove viene custodito, a volte circondati da leggende, da fake news diremmo oggi, che non corrispondono alla realtà. Incontrare il busto reliquiario, che ha una sua intensità soprattutto nello sguardo, significa quasi ristabilire un rapporto attraverso naturalmente Sant'Agata con tutto il mondo della fede, al cui centro c'è Gesù Cristo. Non dimentichiamo che al lato destro del busto reliquiario c'è la croce, che è il segno distintivo delle martiri, soprattutto nell'Antico Oriente. La nostra iconografia riproduce quella dell'Antico Oriente dei primi secoli, non semplicemente la palma come in altre iconografie. Sì, l'Oriente ha tantissimo da darci, e secondo me dobbiamo un po' avvicinarsi più alle chiese d'Oriente, che piuttosto che, perché non lo so, ci vedo una profondità. C'è una grande profondità spirituale, anche se magari l'attenzione ad altri aspetti della vita cristiana che sono propri dei cattolici, loro non li hanno così sviluppato, come la catechesi ad esempio, o la dimensione caritativa così organizzata come la Chiesa cattolica. Però ecco, camminiamo insieme come fratelli. Sant'Agata nelle famiglie, Don Bucolo, come viene vissuta? Allora, è previsto anche, come diceva la Sua Eccellenza, non la gente va da Sant'Agata, non il popolo di Sant'Agata, ma la novità è che Sant'Agata va dalla gente e quindi va non solo nelle parrocchie ma anche nelle case. Ecco, c'è questo programma in modo tale che si viva realmente, e questa è la cosa importante, la relazione personale. Cioè, oggi più che mai si ha bisogno di avere questo contatto personale con la fede, che possa diventare anche una trasmissione della grazia. E poi mi piace anche sottolineare, Sua Eccellenza lo dice molto bene nella lettera, come Sant'Agata anzitutto è una giovane cristiana, appunto è una giovane. Il fatto che lei giovane, questa diventa un'occasione d'oro per mostrare un esempio concreto, e noi vediamo nelle feste di Sant'Agata ci sono tantissimi giovani. La novità di questa festa è che mentre altre feste stentano un po' ad andare avanti, cioè io noto personalmente come diverse feste di paesi c'è una meno partecipazione, vanno avanti a volte soltanto perché magari chi più anziano, chi ha legato a questa festa tradizionalmente, mentre le nuove generazioni un po' si tirano indietro. Sant'Agata invece è una festa in cui i giovani vanno sempre a aumentare.
Quindi, a mio giudizio, far diventare questa loro presenza una sfida ma un'occasione di grazia, cioè dare un contenuto di fede, dare un'occasione. E lì credo ci vuole una buona invocazione dello Spirito Santo perché il Signore possa darci la luce, la modalità opportuna per trasmettere la fede a questi giovani che magari vengono perché presi dalla tradizione, dalla devozione, cose che fanno parte, voi non vuoi, del loro codice genetico catanese, ma che sta a noi Chiesa a far sì che quello diventi un veicolo perché possano realmente incontrare Cristo. Anche perché una cosa molto importante, se Sant'Agata esiste, è perché Sant'Agata ha seguito Gesù Cristo. L'origine, la fonte è Gesù Cristo, e a questo noi, chiaramente con tutte le fatiche di questo momento storico, siamo chiamati e non dobbiamo mai stancarci di portare i giovani. Eh sì, è uno stile, è una testimonianza, i giovani sono chiamati anche a questo, e Sua Eccellenza, lei ci sta lavorando già da tanti anni a far comprendere anche come bisogna partecipare alla festa di Sant'Agata, che non sia solo un momento di aggregazione, l'indossare il sacco perché magari il papà o la mamma hanno fatto un voto e quindi magari non lo si sente poi realmente, però sono dei giorni in cui lo sì. si indossa, si sta nei cordoni, insomma, ecco, ci sono, come dire, delle coordinate da far comprendere. Da riprendere continuamente, perché la pietà popolare è una grande ricchezza, ma già Giovanni Paolo II lo diceva con forza, già Paolo VI in verità prima, va continuamente evangelizzata, riempita di Vangelo, e l'appartenenza, chiamiamola così, a Sant'Agata, al suo mondo, ad esempio alle associazioni, ha bisogno sempre di essere rimotivata e di avere uno stile cristiano. Lo stile cristiano è fatto di umiltà, è fatto di mancanza di pretese, è fatta di nessun tipo di commistione con altri mondi. I mondi lo sappiamo che sono lì e che accerchiano la nostra vita, che sono il mondo della mafia, il mondo di chi vuole speculare economicamente, forse anche di chi vuole utilizzare Sant'Agata politicamente, e a volte le feste religiose vengono utilizzate da alcuni che intendono male anche il loro rapporto con il bene comune, con la città e anche con la fede. Grazie a Dio, ecco, nella nostra città il rapporto con l'amministrazione e lo stile che si mantiene è quello, come ho avuto modo di sottolineare in alcune occasioni, di autonomia relazionale. L'autonomia perché ognuno sa qual è la sua vocazione, relazionale perché ci relazioniamo per il bene della città, senza, ecco, che alcuno ad un certo punto possa speculare sull'altro, e di questo io sono molto contento e vorrei che fosse un modello presente in tutta la diocesi. Quando ho sottolineato ad esempio che non era bello che il sindaco facesse un atto di affidamento, non è per svalutare il gesto di un sindaco, ma per dire che quelle parole devono essere non espressione della propria parte, del proprio vissuto, ma di una cittadinanza. Per questo preferisco, come ho fatto nella città di Belpasso, recitare la preghiera io accanto al sindaco, con un testo che, come per tutti i testi che si celebrano, che si pregano in chiesa, ha l'approvazione ecclesiastica, perché risponde a determinati canoni. Ecco, non significa togliere qualcosa, ma camminare insieme e purificare, perché la tentazione della commistione è sempre lì a portata di mano, anche a chi dice di ispirarsi a dei valori cristiani. Eh sì, perché ciascuno è nel proprio ruolo, e chiaramente mai utilizzare la fede per altri scopi che non siano quelli prettamente religiosi. Io non voglio pensare che alcuni lo facciano deliberatamente, però lo stile del passato è stato questo. Veniamo, dico io, da secoli nei quali queste forme erano strettamente unite. La laicità ha un valore, il laicismo non ci mette a nostro agio, ma la laicità, quella nella quale ognuno vive il suo ruolo, penso che sia un valore che è entrato nella società occidentale
proprio grazie al cristianesimo, perché il cristianesimo è una religione sui generis, è una religione, ha detto qualche teologo, che spinge proprio a questo rapporto diverso con la città, con la divisione di poteri, ma questo sarebbe un discorso bello, affascinante per un'altra trasmissione. Però la festa di Sant'Agata appunto vede camminare, diciamo, insieme amministrazione comunale e diocesi e chiesa. Sì, sì. Con un grande rispetto. Con grande rispetto reciproco, però ciascuno nel proprio ambito, perché sì, appunto Sant'Agata è una festa prettamente religiosa, dobbiamo sottolineare. È religiosa. Quando qualcuno mi ha parlato, ad esempio, per il 9° centenario di fare una rievocazione storica, ho detto assolutamente di no, e ho trovato d'accordo dall'altra parte anche il comitato, perché le rievocazioni storiche hanno qualcosa di folcloristico, a volte qualcosa di grottesco, uno che si veste da paggio, da re, addirittura da vescovo. No, noi faremo il pellegrinaggio in agosto e io non ho bisogno di una controfigura, né avranno bisogno di controfigure i cristiani, che non vestiranno i vestiti dell'epoca, ma quel abito di devozione che, grazie a Dio, la tradizione ci ha lasciato, così sobrio, bianco e nero, senza, ecco, troppi ornamenti, perché ricordiamo che il vescovo Maurizio, e questo mi ha molto colpito nella narrazione che è esposta al museo ormai da alcuni mesi, andò incontro al busto, no al busto reliquiario, alle reliquie di Sant'Agato che arrivavano dal suo castello, che si trovava ad Aci Castello, andò scalzo, in segno penitenziale di rispetto, un po' l'essere scalzi come quello di Mosè di fronte al roveto, di fronte ad una manifestazione di Dio. È un santo martire, in fondo, è una manifestazione di grande amore al Signore. Ed è un percorso che è iniziato tanti anni fa con il cardinale Dusmet, che cominciò a dire attenzione, la festa è innanzitutto una festa religiosa e quindi mettiamo i tasselli a posto. I tasselli al posto, la riprese da in mano ad una realtà politica che era quella che veniva dal regno borbonico, con i suoi cerimoniali, con le sue corse addirittura di cavalli, cosa esecrabile in questo momento storico, da unire alla festa di Sant'Agata, con anche tanto cerimoniale, e volle che un gruppo di devoti si formasse costantemente durante l'anno. Per questo dal numero dei devoti ha voluto le associazioni agatine, ma se queste vivono l'assenteismo c'è bisogno di ritornare allo spirito del Dusmet, perché chi c'è deve camminare sempre insieme, come il nostro Beato ha voluto. Eccellenza, in chiusura ci dica qualche anticipazione, qualcosa che da qui ai prossimi mesi riguarderà questo giubileo. Ecco, ci sono tante cose che vorrei dire, però c'è bisogno del tempo. Certamente voglio dire che ci sarà un'altra ostensione del busto reliquiario e della possibilità di visitare il Sacello nel mese di agosto, prima del 15 agosto, proprio per permettere a tutti i catanesi, anche a coloro che ritornano perché magari lavorano fuori, intorno alla festa del nostro altro grande martire Euplio, di visitare appunto Sant'Agata e di vedere da vicino il busto reliquiario per venerarlo. E poi ecco la commemorazione che sarà fatta fra il 16 e il 17, che avrà la presenza del cardinale il-legato del Papa. Gli ho chiesto che venga lo stesso segretario di Stato, il cardinale Parolin, e che ci porterà a ripercorrere, ecco, parte di quel percorso da pellegrini, senza corteri evocativi, ma nella preghiera, in uno stile penitenziale che vuole dire desiderio di rinnovamento delle nostre persone e della nostra città. Una città che, se prendesse sul serio le conseguenze di quella che è una devozione, di quello che è il suo rapporto con Sant'Agata, diventerebbe la città più bella e migliore dal punto di vista morale del mondo, perché quello che dice in quei 3 giorni di festa
tante volte lo sconfessa nel resto dei giorni dell'anno. Si tratta di avere continuità e coerenza con quello che siamo in quei giorni. Allora, siamo proprio in chiusura, sono pochissimi minuti, volevo invitare Don Salvo a fare degli auguri ai devoti di Sant'Agata e poi chiaramente chiuderà l'Arcivescovo con un suo augurio speciale. L'augurio che mi faccio è che questo anno giubilare sia un anno di vera conversione a Cristo. Giustamente Eccellenza parlava di questa purificazione, di questa pietà popolare, e questa la Chiesa ha un grande ruolo di vigilanza e di custodia e anche fare delle scelte di coraggio, quindi che veramente questo anno giubilare sia un anno in cui ciascuno possa veramente fare esperienza come sui passi di Sant'Agata è possibile diventare veri discepoli di Cristo. Eccellenza. E io mi rivolgo ai giovani dicendo che all'inizio dell'anno scolastico ho mandato loro un messaggio di prendere come compagna di banco Sant'Agata. Prendetela come compagna di vita, non solo nelle aule scolastiche, nelle aule universitarie, ma sui banconi di lavoro, nelle vostre stanze nel segreto, quando state con voi stessi, con i vostri pensieri, nelle vostre amicizie. L'amicizia è sempre contagiosa e l'amicizia dei santi è quella che ci serve di più nella vita. Grazie Eccellenza, grazie a Don Salvo Bucolo e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.